Buongiorno a tutti, ciao ragazzi. Ho voluto ritardare questa settimana la registrazione del Giovedì della Parola e spostarla ad oggi, 19 marzo. Perché? Perché oggi è la grande festa di San Giuseppe e quest'anno in modo particolare Papa Francesco ci ha invitato a guardare a questa figura così straordinaria e anche, se vogliamo, così umile, così semplice. Perché San Giuseppe? San Giuseppe, lo sappiamo dal Vangelo di Luca, è stato colui al quale è stato affidato Gesù, non padre nella carne, ma padre nella storia del Figlio di Dio che si fa uomo, che lo ha aiutato a crescere, l'ha aiutato a diventare bambino, ragazzo, adulto, che gli ha trasmesso i valori fondamentali della vita, il valore fondamentale della famiglia, del lavoro, dell'impegno. Che bello pensare che Gesù è vissuto in una famiglia dove è stato accompagnato dall'amore di una mamma e di un papà. E soprattutto pensare a Giuseppe come a colui che con tanta semplicità ha accolto questa chiamata ad essere colui che ha educato il Figlio di Dio. Oggi per tradizione è anche la festa di tutti i papà, ma a me piacerebbe pensare a questa giornata come alla festa di ogni educatore. E così faccio gli auguri ai miei colleghi, faccio gli auguri a tutti i papà, a tutti i vostri papà ragazzi, e invito anche voi a sentirvi grati nei confronti di tutti coloro che ogni giorno sono al vostro fianco per aiutarvi a crescere e a voler bene, proprio come ha fatto San Giuseppe. Buona giornata a tutti e alla settimana prossima.